Le Dolomiti Friulane sono custodi di tradizione e autenticità. Una montagna fatta di cose semplici e genuine, dove il tempo sembra essersi fermato. Esistono posti dove il silenzio si sente davvero. Benvenuti in Valcellina, nel cuore delle Dolomiti Friulane. Si parte da Lesis, piccola località situata appena sopra l'abitato di Cloud. Seguo quindi le indicazioni per la comoda e strada larga forestale con indicazioni rifugio Pradut. Ci sarebbe la valida alternativa del sentiero denominato 960/A, ma questa è un'opzione che metto in preventivo per la fase del ritorno. Con il piacevole sottofondo del torrente Cellina mi inoltro in quelli che sono i boschi di Lese. Mi avvicino quindi per la prima volta al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Per me questi sono percorsi del tutto inediti. Scopriamoli insieme. Considerato che, secondo le mie informazioni, fino ai 900 metri di quota non dovrei trovare neve e questo sentiero 960/A è sgombro da neve e da ghiaccio, decido di intraprenderlo a discapito della strada forestale, in modo tale da eseguire un percorso molto più wild e anche molto più ripido. Andiamo. C'è da dire che fino ad ora il bosco mi regala solo qualche timida apertura panoramica, ma si sa che la montagna è una maestra di pazienza, quindi ogni singolo metro di dislivello, ogni singolo passo, una volta giunti alla mia meta, saranno ripagati. E spero anche con gli interessi. Anche oggi, per essere soltanto la prima settimana di marzo, le temperature sono abbondantemente sopra lo zero. Quindi, per non trovarmi in mezzo a sentieri in cui la neve si sta sciogliendo alle altitudini maggiori, questo per me diventa un'opportunità per percorrere quel tipo di percorsi, quelle zone
per me ancora inesplorate, e per mettere nelle gambe quel dislivello, quei chilometri che durante la stagione estiva mi consentiranno di salire in alta montagna. C'è da dire che fino ad ora sono avvolto in questo bosco in cui il silenzio è assordante. C'è da dire che il sentiero 960/A si interseca più volte con la ben agevole e battuta strada forestale. Io, per dare all'escursione un carattere più selvaggio, prediligo il primo. Sono indispensabili i ramponcini e fino a quando le condizioni di sentiero me lo consentiranno proseguirò su questo tipo di cammino. Sale ripidina e comunque salita sempre costante, non ci molla un attimo. Comunque non appena il bosco si dirada ci sono le prime bellissime aperture panoramiche. Ci siamo quasi a Rifugio Pradut, dove mi concederò un buon pranzo, giusto premio a questa interminabile salita. Dopo 800 metri di dislivello, 2 ore dal mio punto di partenza e 6 km, sto per raggiungere il Rifugio Pradut. Già da qui comunque promette bene il panorama che si può vedere da lassù. Ora il giusto premio. Buon pranzo! Raggiungo quindi il Rifugio Pradut, posizionato sul versante settentrionale del monte Resetum,
da dove si apre una panoramica su tutta la Valcellina e sulle Dolomiti friulane, per citare una cima fra le più famose, il Monte Duranno. Se il premio alla salita che ho effettuato questa mattina doveva essere un pranzo a rifugio, possiamo dire che le mie aspettative non sono state disattese. Con un ottimo servizio di accoglienza ricettiva da parte di Angelo ed una cucina eccellente a base di prodotti tipici locali, quindi friulani, ho soddisfatto appieno il mio palato. Veramente il Rifugio Pradut, un gioiello, incastonato tra le selvagge Dolomiti friulane. Ma la mia giornata non finisce qui, le sorprese non finiscono, perché come sempre accade il non plus ultra delle indicazioni che ricevo sono da parte dei rifugisti. Infatti ora sto scendendo verso Casera Kolchovat per poi andare fino alla grotta di Landreskur, in modo tale da formare un anello escursionistico. Quella che sto percorrendo è comunque una strada forestale, che però rispetto a quella di stamattina, che si intersecava più volte con il sentiero boschivo, questa volta non è battuta. Attualmente ci sono almeno un 70 cm di neve e quindi se nei prossimi giorni le temperature si alzeranno, qui è logico aspettarsi di affondare. Giù fino al ginocchio? Eh sì. Oppala! Avanti! Oppala! Andiamo! Dopo aver effettuato diversi tagli, seguendo esclusivamente la bollinatura tradizionale bianco-rossa del CAI e andando comunque un po' a sentimento, guardando la mappa, la cara mappa tabacco, mi ricongiungo al sentiero 960/A, per intendersi quello boschivo proseguito nella fase di andata. Per quanto riguarda invece la grotta di Landreskur, non c'erano le condizioni ideali, almeno oggi, per proseguire in totale sicurezza, se non con l'uso indispensabile delle ciaspole, che non ho. Quindi è una cosa che rimanderò in una prossima escursione, magari durante la stagione estiva. C'è da dire che fino ad ora comunque la cartellonistica
a parte quella scritta a mano che indica il rifugio Pradut, di riferimento non c'è molto, quindi serve un buon senso dell'orientamento. Arriviamo quindi alle considerazioni finali. Questo è un trekking che si compone di 1 migliaio di metri di dislivello positivo e una dozzina di chilometri. Se arrivate solamente fino al rifugio Pradut potete considerare comunque tranquillamente 200 metri in meno di dislivello. Una volta raggiunti la meta, quello che si spalancherà davanti ai vostri occhi comunque è un panorama davvero eccezionale su tutta la Valcellina. Il valore aggiunto comunque di questa escursione, per il mio modesto parere, è il rifugio Pradut, dove un'ottima accoglienza ricettiva e una ottima cucina tradizionale locale da parte di Angelo è quello che fa la differenza. Dolomiti Friulane, che saranno ancora protagoniste, che fanno parte dei miei programmi per questa stagione primaverile che sta arrivando. Con questo dall'Esis è tutto, e se come sempre questo video vi è piaciuto, io vi do appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto!